Beh, buongiorno a tutti. Intanto volevo dire grazie veramente dal cuore mio e di tutta la città di Chioggia ai due ragazzi che sono intervenuti prontamente ieri per estrarre le due persone dal veicolo che era ovviamente caduto nel canale Fossetta. È mia precisa volontà, ho già sentito la giunta e anche la maggioranza, perché è nostra volontà premiarli con un encomio a nome di tutta la città di Chioggia. E niente, praticamente ieri alle 15-12 minuti eravamo nel nostro magazzino qui, che dista più o meno 150 metri da dove è successo l'impatto. Abbiamo sentito un boato enorme con delle lamiere che si accartocciavano, pensavamo che fosse crollato il ponte o che fosse ribaltato qualche camion. Siamo usciti e avevamo visto un'ombra bianca, credevamo fosse una barca che ha impattato nel ponte, invece non è neanche quello, era praticamente un'automobile messa sotto sopra con le gomme verso l'alto. E ci siamo catapultati nel giro di qualche secondo, ci siamo buttati in acqua e abbiamo aperto lo sportello posteriore e c'era un signore che stava arrancando cercando di uscire. L'abbiamo estratto dall'automobile, era praticamente sotto shock, in panico, vaneggiava e abbiamo chiesto se c'erano degli altri occupanti nell'automobile e ci ha detto che ci dovrebbe essere sua moglie, però non vedevamo niente. E allora ci siamo catapultati nello sportello anteriore dell'automobile, che era praticamente più di metà sommerso nell'acqua, e non riuscivamo ad aprirlo anche perché la macchina si era cartocciata un po' su se stessa. E niente, mentre io cercavo di aprire questo sportello sento il mio collega che mi dice è qua, è qua, è qua, è qua, e sono tornato indietro e c'era una mano che sporgeva dai sedili, abbiamo capito che era la signora e abbiamo cercato di estrarla nel migliore dei modi quanto c'era, senza cercare di non fargli più male di quello che aveva già, che avesse qualcosa di rotto, e presentava una maschera di sangue e dopo credevamo fosse peggio di quello che in realtà poi abbiamo sentito che non era proprio gravissima. Comunque aveva un ematoma gigantesco, tutto sangue. L'abbiamo accompagnato sotto il ponte dove c'è una barca capovolta, l'abbiamo adagiata lì sopra e abbiamo dato in custodia a un nostro amico che era lì, che è venuto dopo praticamente. E niente, poi abbiamo chiamato i soccorsi, siamo rimasti in contatto con i sommostratori di Mestre, mi sembra, o di Mestre di Padova, adesso non ricordo bene. Comunque tramite WhatsApp abbiamo mandato la posizione del luogo dell'incidente e nel giro di 20 minuti sono arrivati i soccorsi e abbiamo consegnato i due occupanti dell'automobile dopo averli accuditi, puliti, perché facevano pena, veramente tanta pena.